Buonasera a tutti, eccoci giunti alla 33esima edizione del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, quest'anno dedicato alla letteratura marocchina. È stata un'edizione molto importante che si è aperta a marzo con 3 libri candidati in concorso e oggi scopriremo tra pochissimo chi sarà il vincitore. I lettori hanno avuto 3 mesi di tempo per leggere 3 romanzi molto diversi. Si parla appunto di un primo romanzo, Le confessioni di un califfo, che racconta appunto ripercorre le vicende della Spagna del IX-X secolo al tempo del califfato, per arrivare appunto al secondo libro in concorso che riguarda l'anteprima, un tema molto diverso che riguarda appunto il rapporto tra il Maghreb, in particolare il Marocco, e appunto il periodo dell'occupazione nazista, quindi i rapporti tra i soldati tedeschi e quelli francesi, fino ad approvare Haute Maroc, l'ultimo, il più romanzo appena uscito, che invece è centrato su tematiche molto attuali, il tema dei social network, il rapporto tra il passato e il presente e le nuove generazioni. La letteratura marocchina contemporanea in lingua araba, perché di quella stiamo parlando, è una letteratura molto vivace. Gli scrittori e le scrittrici marocchine scrivono molto, pubblicano molto e devo dire che non solo affrontano tematiche contemporanee estremamente interessanti, ma hanno anche una modalità di scrittura, proprio uno stile che è assolutamente conforme alla contemporaneità. Questo si vede molto bene nei 3 libri che sono arrivati finalisti al Premio Acerbi, quindi è sicuramente una letteratura interessante che ha superato un limite locale, non interessa solamente ai lettori arabofoni o ai lettori marocchini, ma è assolutamente da tradurre perché può interessare tutti noi. Ecco. Questi 3 finalisti mi sono piaciuti tutti e 3 e non potevo votare per tutti e 3, devo votare per uno solo e vi ho detto, ho cambiato idea anche stavolta. Il Marocco si trovava all'ombra di 2 occupanti, Francia e Spagna, mentre tutta la gente comune era ingenua, senza potere né forza. Recitò qualcosa che i servi del palazzo gli avevano insegnato, ma che pronunciò in modo scorretto perché non riusciva ad articolare bene i suoni. Le chiacchiere da taxi non finivano mai. I passeggeri si affollavano in 6, 2 sul sedile davanti, accanto al guidatore e 4 dietro. Eppure si trovavano abbastanza comodi per parlare. Confessioni di un califfo, 33 voti, Haute Maroc 30 e l'anteprima 45. Qui oggi abbiamo poi l'onore di avere tra di noi un poeta marocchino, un poeta che ha scritto tantissime poesie, una figura di spicco nel panorama del Marocco contemporaneo, che è appunto questa, la sua raccolta appunto di Jalal Akhmawi, un poeta che celebra il gusto della poesia e della bellezza. In un mondo dove prevale spesso la guerra, i problemi, le frustrazioni, il nostro poeta celebra proprio in uno sguardo un ponte, un legame tra passato e presente, davanti all'emigrazione, davanti ai problemi attuali, quello che significa il valore della poesia oggi, il culto della bellezza, la bellezza che unisce e la poesia che deve essere una resistenza e unire al giorno d'oggi. Sono giunto su questa terra buia con il naso di Al Pacino per guidare abilmente la macchina di Nicole Kidman, per calpestare i nani che venerano il cumino nero per guardare la televisione dei poveri, per sacrificare vittime virtuali in onore dell'uomo nuovo. Pour moi, la poésie, c'est un sport de combat parce qu'il remet en question des représentations, il remet en question aussi des idées, des clichés dans la société. Je fais partie d'une génération qu'on appelle la génération rebelle des années 90. Et dans ma poésie, dans mon livre « Aller un peu au cinéma », on remarque cette déconstruction
l'imaginaire classique arabe en utilisant de l'humour, en parlant bien sûr de la société, du cinéma et d'essayer de réconcilier la tradition et la modernité au niveau du langage.